Il silenzio del comune di Rossano Veneto è illegittimo, lo dice il TAR del Veneto con una sentenza pronunciata in questi giorni in merito alla vicenda di Ettore Dal Porto, bimbo di quasi 10 anni affetto da sindrome di Moebius, al quale non è stata garantita la piena attuazione del progetto individuale che ne garantisca la piena integrazione. Questo compito, in base alla legge 328 del 2000, spetta ai comuni, d'intesa con l'azienda sanitaria del territorio. La vicenda giudiziaria risale al 2022. In questo momento ci troviamo con 2 ore e mezza di questo progetto scolastico che, per carità, non sono ore curriculari, però sono ore comunque scolastiche di potenziamento dove Ettore può stare con tutti i suoi compagni, e in questo momento ci viene negata e abbiamo nuovamente noi genitori abbiamo dovuto metterci una pezza, e martedì scorso sono restato io a scuola. La situazione si era già verificata negli anni precedenti e si è ripetuta col nuovo anno scolastico. In questo caso, nel nostro caso, il Comune di Rossano Veneto non ha fatto nulla per imporsi nell'ASL per garantire la copertura sanitaria, e questo ha fatto sì appunto che dobbiamo essere noi sempre a mettere rimedio a queste cose. Mentre l'ULSS 7, dice il TAR, ha adempiuto ai suoi compiti, il comune di Rossano Veneto, rimasto silente, ha ora 30 giorni di tempo per attivarsi prima che venga nominato un commissario. Il caso di Ettore e del suo progetto di vita, come regolato dalla legge, può fare scuola per altri casi. La persona con disabilità deve essere messa al centro di questo progetto. In questo modo anche i fondi, essendo spesi, erogati in modo specifico, ci sarebbe un risparmio e la persona con disabilità vedrebbe le proprie esigenze risolte.